ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Ancora notizie di feriti a causa dei botti di Capodanno. Un ragazzino di 12 anni è stato operato alla mano al Policlinico di Palermo a seguito delle gravi ferite riportate dopo lo scoppio di un petardo raccolto in strada. Perde 3 dita. Duro commento del chirurgo: purtroppo ancora accadono incidenti che segnano per sempre la vita delle persone. Si indaga bagheria per la morte di una donna di 55 anni trovata morta in casa. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato e il medico legale darà elementi utili per capire le cause del decesso. Circa 200 piante di marijuana coltivate dentro casa, sequestrate insieme a tutto l'occorrente per la produzione, è il bilancio dell'attività della Polizia di Palermo, che nel quartiere Brancaccio ha arrestato un trentenne che adesso è ai domiciliari. A Catania, con le continue anomalie nelle procedure di paga dei salari dei dipendenti AMT e la denuncia di Faisa Cisal, che informa il comune socio unico e annuncia scioperi qualora la situazione non venga sanata al più presto, a garanzia e nel rispetto dei lavoratori. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio su ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.